speciali qui a Nuoro. Allora, vorrei iniziare con i saluti con un videomessaggio che viene dall'altra parte della sponda del Mediterraneo, da Tommaso Sansone, che è l'incaricato d'affari presso l'ambasciata d'Italia a Tunisi e che sono patrocinatori anche di questa iniziativa. Prego la regia di mandare il contributo. Grazie. Buongiorno a tutti, mi chiamo Tommaso Sansone, sono incaricato d'affari presso l'ambasciata d'Italia a Tunisi. Per chi non avesse dimestichezza con i gradi e la funzione della carriera diplomatica, l'incaricato d'affari è colui che garantisce la transizione in una fase che divide la partenza del precedente ambasciatore e l'arrivo del nuovo ambasciatore, arrivo che avverrà nei prossimi giorni. Quindi sono molto lieto di raccogliere l'invito dei curatori di questo convegno, soprattutto nella persona del dottor Enrico Ortonello Lomellini di Tabarca, per rivolgermi al pubblico oggi presente, in particolare al sindaco di Genova Marco Pucci, al console tunisino Omar Amin Abdallah e al coordinatore degli ambasciatori di Genova del mondo Giuseppe Franceschelli. Sappiamo bene che il convegno di oggi è il punto di arrivo, di conclusione dell'evento che si è svolto la scorsa estate, patrocinato da questa ambasciata, denominato Sulla rotta del corallo, quindi la storica traversata da Peglia, da Barca fino a Carloforte, nel ricordo dell'epopea dei cosiddetti tabarchini, quindi della comunità di origine genovese che ha popolato questa terra nel periodo tra il XVI e il XVIII secolo, lasciando tracce ancora oggi visibili e che ha dato poi luogo alla storica diaspora tabarchina che oggi è ancora presente nell'isola di Carloforte, a Calasetta e nel sud-est della Spagna, nei pressi italiani. Quindi l'ambasciata d'Italia è sempre disponibile a concedere il proprio patrocinio a questo tipo di evento e quindi a nome dell'ambasciata e dei miei colleghi rivolgo un caloroso saluto a tutte le persone presenti a questo convegno oggi e vi ringrazio per l'attenzione. È in sala con noi anche l'assessore avvenente e poi avrà, il compito di fare il taglio del naso della mostra che è su al primo piano. Allora, proseguiamo con i saluti istituzionali. Vorrei qui Giuseppe Franceschelli, che è il coordinatore degli ambasciatori di Genova nel mondo. Buongiorno a tutti, una bellissima platea, è la seconda edizione a cui io partecipo, anche perché 2 anni fa c'è stata la prima e ho avuto il piacere di assistere anche alla nuova edizione della Traversata che è stata organizzata da poco verso questa bellissima meta che è l'isola di Tabarca. È un'esperienza molto avvincente quella che è stata dei genovesi e dei pegliesi che popolarono nel 1542 300 famiglie che arrivarono giù in questa isola che era il punto focale per lo scambio del corallo, no? Quindi il commercio del corallo, e che rappresenta proprio l'essenza dei genovesi commercianti, conquistatori. E con la rete degli ambasciatori di Genova nel mondo che io rappresento ci uniamo a questa iniziativa del nostro ambasciatore Enrico Lomellini di Tabarca, che ringrazio moltissimo per portare avanti questa iniziativa, e ci stringeremo intorno per portarla avanti e diffonderla in giro per il mondo con i nostri 192 ambasciatori presenti su 4 continenti, che hanno un punto comune per Genova: la passione di ognuno di noi di portare e attrarre investimenti da tutti i punti di vista, commerciali, finanziari, culturali, sportivi, legati al porto, alla logistica, all'high-tech sulla nostra città. Ringrazio molto anche la rete che si sta molto impegnando, e il Comune di Genova
che c'è intorno, e noi siamo intorno a loro e anche intorno ai nostri cittadini, e anche il sindaco di Genova che ha scelto noi per portare avanti questa importante missione. Grazie. Allora, sul territorio di Genova, Presidente del Municipio 7 opponente, Dottor Guido Barbazza. Grazie, saluto a tutti. Beh, per me è molto bello essere qua, prima di tutto perché ci sono affezionato, perché sono stato quello che ha dato il colpo di pistola all'inizio alla regata, quindi sono proprio affezionato, mi sono affezionato a Tabarca a queste storie. Come municipio Ponente, che ricorda l'unione dei tre antichissimi comuni di Pegli, Bra e Voltri, siamo orgogliosi e contenti di ospitare nel nostro territorio Pegli, sito dal quale nacque questa bellissima storia. E qui non smetterò mai di ringraziare sia Enrico Lomellini sia l'assessore Venente, che è uno dei, potrei dire, dei conservatori di questa storia, le associazioni e tutti quelli che mantengono viva questa bellissima tradizione. Una tradizione veramente, una storia affascinante se ci pensiamo bene. Mi viene da lanciare quasi un'idea, ci sarebbe quasi da fare un film, ci pensiamo? Ci sarebbe da fare un film per una storia veramente affascinante che parla di pegliesi che partono in mare, stiamo parlando del 1542, quindi insomma non sono andati sicuramente su una bella crociera, quindi hanno attraversato il Mediterraneo per andare a Tabarca, su quest'isola che all'epoca era lontanissima, veramente un territorio d'oltremare, al di là del mare, per coltivare corallo, l'oro rosso. E poi c'è una storia, qualcuno ha parlato di diaspora, un esodo, una fuga, poi ci sono i pirati che arrivano e catturano tutti, poi c'è anche il misticismo, la Madonna dello Schiavo che contribuisce al ritorno in patria di Carlo Fortini, e poi questo legame che è sempre vivissimo, devo dire. Io sono stato a Capoforte quest'estate e Calassetta, ho sentito veramente gente proprio che ha ancora questa cosa nel cuore, così come ce l'ha Napoli, Capoforte, Calassetta, l'isola di Sant'Antioco, Nuova Tabarca, l'isola Plana. Quindi direi che non c'è niente da invidiare come contenuto di storia a Master e Commander piuttosto che Pirati dei Caraibi. Quindi chi lo sa che non possa uscire domani un film d'avventura incentrato proprio sulla storia dei pegliesi tabarchini. Io lo auguro perché sarebbe sicuramente molto molto bello, una bella cosa che contribuirebbe a mantenere vivo e allargarlo, a rendere ancora maggiormente noto questa vera e propria epopea. Quindi grazie, e sarà sicuramente un evento bellissimo. Grazie a tutti. E allora sul territorio, sulla rotta del Corallo, una grande festa. Vorrei Paola Pesce Maineri, assessore alla cultura del Municipio 7. Allora, io in realtà sono assessore allo sport e all'ambiente, infatti il tema era la partenza di questa bella regata storica, non competitiva, e l'amico Enrico Tornello Lomellini ci ha chiesto di supportarlo, di aiutarlo in questo evento che noi abbiamo cercato come municipio di portare avanti, ed è stato un momento molto bello. L'1 e il 2 luglio abbiamo organizzato un villaggio, Tabarca Village, proprio in piazza Tabarca, via Carloforte, quindi le vie storiche centrali affacciate sul mare, e sul Club Vela, che è uno dei club più antichi della regione Liguria, anche alla presenza gradita del sindaco, abbiamo fatto partire l'equipaggio capeggiata da Enrico e da tutti quanti, e anche assieme ai ragazzi delle vincitori delle regate della Repubblica Marinare, quindi è stato con il galeone storico. Quindi mi ha chiesto di portare questa piccola testimonianza perché per chi non c'era, e ci sono poi delle immagini molto belle, è stata una 2 giorni molto sentita sul territorio, e quindi insomma noi ringraziamo Enrico e tutta l'amministrazione per averci supportato in questo bel evento. Grazie a tutti. E ora il signor
signor Sindaco. Allora, siamo riusciti anche a riempire il teatro, vedi? Buon pomeriggio a tutti, vedo che sono appena arrivati i nostri amici di Carloforte, fategli un bel applauso. E nonostante tutto, anche oggi venire da Carloforte a Genova non è proprio un viaggetto semplice, e comunque quindi grazie per essere qui. Io devo dire che io sono appassionato proprio personalmente alla vicenda dei genovesi, di quello che i genovesi hanno fatto in questi ultimi 1000 anni, perché è una storia che è ricchissima di cose incredibili, che tra l'altro non conosciamo, perlomeno io, a me a scuola non me ne ha insegnato nessuno, pur avendo fatto, diciamo, tutte le scuole eccetera, e sono dovuto andarmene a cercare. Poi quando lo fa il sindaco certe cose neanche le sappia, quindi sono addirittura ancora più informato. Guardate che quest'anno, ad esempio, dove stiamo ricostruendo, quest'anno dove stiamo parlando del Medioevo, no? Tutta la città sapete che ha lanciato un grande programma sul Medioevo per dire che noi veramente, è vero che Genova nel 600 era la città più ricca del mondo, parliamo del barocco, parliamo dei nostri palazzi, palazzi dei Rolli, parliamo dei Garibaldi, musei, tutto bene, ma lo eravamo anche prima. E forse qualcuno si è dimenticato di quello che è stata la storia della nostra città nel Medioevo, che poi, diciamo, comincia, così adesso non sono uno storico, però lo vedo un po' prima delle crociate e poi dopo finisce al 1492, l'anno di Colombo. Ebbene, Genova in quel periodo era riuscita a costruire quello che alcuni storici, sapete che 2 settimane fa al Ducale è stato presentato un lavoro storico da parte di persone assolutamente diciamo sulla leadership, sul leading edge, cioè sul punto, sulle persone che guidano le scoperte storiche, e ci hanno detto che Genova si può definire creatrice di un impero. Nel Mediterraneo in quell'epoca c'era un impero di Genova, che non era un impero militare, tantomeno era un impero di conquista di territori, era un impero basato ovviamente sul commercio, ma soprattutto sulla cultura. La cultura genovese, che era ovviamente la navigazione non di per sé, ma la navigazione perché serviva per fare commercio. E questo è una cosa fondamentale, perché a quell'epoca, e poi insomma sino a 150 anni fa, se non c'erano le navi non si poteva fare commercio. Tuttora si fa commercio attraverso le navi e si continuerà a fare per millenni, quindi voglio dire, il mare è sempre stato, non è mai stato un motivo di divisione, anzi per noi genovesi era un modo per unirci, per unire altre culture, per unire altri commerci, guadagnarci ovviamente, se no cosa lo possiamo fare, però alla fine c'era questa dinamica importante, quindi la cultura assieme al commercio, assieme alla capacità di navigare. Queste 3 cose hanno fatto la fortuna della nostra città, oltre ovviamente a una cultura della città basata sulle famiglie, cioè sulle capacità di avere questa impresa, cioè l'imprenditorialità delle famiglie, e le famiglie poi andavano a cercarsi per l'Interraneo. Questa è un po' la storia dei Lomellini. Ora qui abbiamo un Lomellini, quindi ce lo racconterà lui com'è la storia, però io so che queste famiglie hanno veramente conquistato parti del Mediterraneo e la Repubblica di Genova favoriva le famiglie, perché spostando una famiglia, che non vuol dire 5 persone, ovviamente vuol dire 50, 100, forse anche di più, cioè le persone che appartengono alla storia della famiglia, che si spostano per fare un'attività commerciale attraverso la navigazione, attraverso la creazione poi di un porto sicuro, perché Genova, la Repubblica, aveva bisogno di avere porti sicuri in tutto il Mediterraneo. Noi siamo gemellati con Odessa, siamo col Mar Nero, siamo gemellati con alcune isole della parte, diciamo, della parte turca della Grecia, siamo gemellati con città della Spagna e così via, sono da tutte le parti, e ovviamente con Carloforte, ovviamente con Tabarca. Quindi questa epopea è un'epopea ricca di storia, e questa storia la dobbiamo studiare noi genovesi, perché dobbiamo sapere quelle che sono state le nostre radici. Su questa storia si costruisce il futuro, quindi c'è valore enorme nel fare, nel celebrare
secondo nel ricordare, terzo nel continuare a mettere benzina sul fuoco, ovvero sia far sì che si possa continuare a parlare di queste cose. Quindi io sono molto contento che un membro della famiglia Lomellini, il signore di Carlo Forte, tutti quelli che ci stanno attorno continuino a parlare di quella che è stata l'epopea tabarchina e di quello che è questo modo di fare, non voglio dire impero perché è una parola che oggi forse non è positiva, ma questo modo di fare coesione e creare legami che è stata la fortuna di Genova e che oggi, guardate, è estremamente di moda, perché oggi quando si fa commercio nelle grandi multinazionali si pensa esattamente come pensava la Repubblica di Genova 800, 700, 600 anni fa, è lo stesso identico spirito di iniziativa imprenditoriale e noi l'abbiamo anticipato anche con una governance come quella della nostra Repubblica assolutamente aperta alle famiglie, quindi non c'era uno che regnava, ma c'erano le famiglie che portavano avanti il discorso, scambiandosi una con l'altra e, vabbè, ogni tanto avanzavano qualcuno, però questa è la parte del gioco. Qualcuno lo buttavano fuori, come è successo a quelli che sono andati a Monte Carlo, non mi fate dire di più perché ho sapete tutti la storia. Però, voglio dire, ogni tanto succedeva. Però c'erano già i semi per un tipo di approccio alla cultura, al commercio e alla navigazione che hanno fatto la fortuna della nostra città. Mi fermo qui, non vado oltre, ma voglio soltanto ringraziare chi si è preso cura di fare questa attività, perché come dicevo prima sono cose importanti e noi vogliamo che i genovesi queste cose le sappiano, perché sulla base delle conoscenze del passato si costruisce un grande futuro. Quindi grazie a tutti voi e buona avventura. Ecco, nel frattempo è arrivato il console di Tunisia a Genova, Omar Amin Abdallah, lo ringraziamo e se vuole dare un saluto, grazie, prego. Fatto con noi diversi interventi, è sempre stato ormai con Genova e il legame è forte. Allora, buongiorno a tutti, signor Sindaco, autorità, signore e signori. È con molto piacere che mi trovo qui oggi in questo prestigioso Museo del Mare di Genova per assistere al convegno su Tabarca e l'oltremare genovese, che rappresenta uno dei maggiori legami storici tra la Tunisia e Genova. Ringrazio il signor Sindaco Marco Pucci per l'invito dell'ambasciatore Enrico Lomellini per il costante interesse che prodiga alla storia dell'oltremare genovese. Ringrazio anche tutti i presenti per il loro interesse per la storia di Tabarca così particolare. Da qui, da Genova, ha avuto inizio la storia, l'epopea dei tabarchini che ha segnato una epoca storica dei nostri rispettivi paesi. Abbiamo avuto l'opportunità di parlare in occasione della proiezione del film La storia del mare, che unisce durante la commemorazione della festa nazionale tunisina nel 2022, alla quale hanno partecipato un gran numero di invitati che hanno apprezzato questo documentario molto curato della formidabile storia dei tabarchini nel Mediterraneo. Questo documentario illustra perfettamente la storia comune tra la Tunisia e l'Italia, di Genova in particolare. Gli italiani hanno vissuto 200 anni sull'isola di Tabarca, allora proprietà del re di Spagna. Successivamente una parte di loro è andata in Spagna, altri in Sardegna, il resto in Italia a Genova. È interessante notare che la lingua dei tabarchini è un misto di italiano e arabo e condividono anche un insieme di abitudini culinarie e tradizioni comuni. Tutto questo ci spinge ad appoggiare le proposte fatte in vista dell'iscrizione di questa epopea al patrimonio UNESCO in segno di riconoscimento. Non vi nascondo che la Tunisia attribuisce
una importanza maggiore a questa iniziativa. Non voglio dilungarmi oltre e ringrazio ancora una volta tutti per la loro presenza. Grazie. Certamente importanti questi rapporti internazionali che abbiamo. Vorrei adesso per il saluto a Paolo Giannone, che è il direttore della Biblioteca Universitaria di Genova, perché attraverso questo modo si fa rete in città tra musei, istituzioni locali. È importante, abbiamo una mostra, documenti. Anzi, direi che detto lei, nel senso, io intanto saluto tutti voi, le autorità presenti. Ha detto lei, io guardavo molto volentieri questa schermata, perché sotto vedo una serie di, giochiamo, bollini. Questi bollini rappresentano una missione, una logica integrativa fra istituzioni culturali, istituzioni politiche, associazioni private. Tutto ciò che serve a fare cultura non in senso univoco, questo perché è stato anche detto prima negli altri contributi, ci sono iniziative sportive, iniziative turistiche, iniziative culturali, riassunte in eventi come questo, come Biblioteca Universitaria di Genova, che al di là di questo aggettivo qualche volta un po' scomodo, è un istituto del Ministero della Cultura, quindi è un istituto aperto a tutti i cittadini. Noi chiaramente abbiamo il piacere di contribuire a condurre, a fare parte costante di questa rete, aggiungendoci proprio questo tassello che è quello della ricerca, perché da queste esperienze nascono ulteriori opportunità di approfondimento. La storia non si studia mai abbastanza, è sempre facile individuare fra le pieghe di una nota, di un foglio d'archivio o di un libro o da un appunto elementi che possano aiutare a tessere ulteriori nodi di una storia che si sviluppa, dando anche quindi una prospettiva alla ricerca e allo studio futura, non soltanto di recupero del passato. La proiezione è quello che ci interessa, ed è per questo che noi partecipiamo sempre molto volentieri alle iniziative di questo. Ringraziamo l'associazione che ha curato questo, ringraziamo il Museo del Mare, il Comune, ringrazio anche il console per essere qui e confermo ancora una volta l'impegno a continuare a tessere questa rete formale o informale che sia sul territorio, per sviluppare ancora una volta studio, ricerca e momenti di riflessione e di sviluppo. Grazie e buon vento a noi tutti. Bene, allora passiamo dal buon vento della biblioteca alle parole di Mario Benini, che è Presidente di Libri nel Mondo. Caro saluto a tutti e grazie per l'opportunità che qui mi viene data e ci viene data, e il saluto parte dall'Australia, alla Cina, a tutti i posti dove abbiamo delle sedi con cui ci confrontiamo spesso e volentieri. Facciamo anche questo giornale che mandiamo a tutti e dai quali riceviamo notizie e informazioni. Questo di oggi, questo convegno internazionale farà parte sicuramente del prossimo numero, con i vari interventi e la documentazione che il caro buon Dakar ci vorrà mandare. 2 righe che mi sono preparato, se non parlo 25 minuti veramente. Questo convegno internazionale e la mostra documentale sono davvero preziose occasioni per riscoprire ed approfondire la storia e le motivazioni e gli effetti ad ampio raggio della presenza dei liguri nel mondo. Ricordo ancora che intorno agli anni 90 del secolo scorso io mi occupai proprio della visita a Genova di esponenti della comunità stanziatisi in quelle isole sarde dove, sappiamo quali sono, Carloforte, Calasetta, Sant'Antiochio, eccetera, eccetera, dove si parla tuttora il genovese antico,
Vi portammo in tour storico-artistico nei luoghi legati alla famosa famiglia Lomellini, che qui saluto il rappresentante, grazie, che fu la fautrice dell'insediamento di quei suoi colloqui pugliesi a Tabarca, essendo i Lomellini interessati alla ricerca, come tutti sappiamo, e commercio del corallo. Non a caso è proprio sulla rotta del corallo che nel 2023 si è effettuata una regata di imbarcazioni a vela da Pegli a Tabarca all'insediamento dei Liguri tabarchini in Sardegna. Il multievento che si inaugura oggi, 2 febbraio, offre peraltro più di uno spunto per conoscere e o riscoprire l'importanza che assumeva la pesca e il commercio del corallo. La simbologia assegnata a quell'elemento così particolare, il suo uso in arte e artigianato artistico. A Genova, da prima del XIV secolo, erano attivi i corallieri. Oltre che per accendere sempre più luci sugli insediamenti genovesi e liguri in generale, oltremare, sia in luoghi più vicini che assai lontani e su personaggi protagonisti di viaggi per mare e per terra che hanno lasciato traccia di se stessi in tante località. Del resto, come scriveva nel XIV secolo l'anonimo genovese tanti son gli senegi, lo sapete tutti, e per lo mondo si destegi che un de livani stan, un'altra sena che fa. Scritto così, pronunziato così. E così fecero anche quei pugliesi del XVI secolo. Ai loro discendenti ed amici va il saluto più cordiale dell'Associazione Liguri nel mondo ed il mio personale. Grazie a voi tutti per avermi sopportato. Bene, allora iniziamo un po' il nostro incontro odierno. Vorrei Enrico Tonello Lomellini, che è veramente il deus ex machina di tutto questo progetto, che ha una forza interiore incredibile per essere andato ben 2 volte a fare 1000 rotte miglia fino a Tabarca e tornare. Prego. Allora, vorrei incominciare con una minaccia pubblica. Smettetela di ringraziarmi, perché sono io che devo ringraziare voi che siete qui presenti oggi, e devo ringraziare tanto il sindaco che ha sempre creduto, insomma, nelle iniziative che ho proposto, e devo ringraziare tutti i relatori che sono intervenuti prima di me, che hanno veramente già con le loro parole comunicato il senso di questa iniziativa. E devo ringraziare veramente anche tutti gli enti, le associazioni e le persone che mi sono state vicine, che hanno, con il loro aiuto hanno permesso, insomma, che si realizzasse questa seconda edizione della traversata storica Pegli, Tabarca, Carloforte e Calasetta. Una traversata che è stata incominciata, la prima edizione nel 2019, quasi così improvvisata. Come tutte le cose poi migliorano col tempo e l'esperienza, e la seconda edizione ha riscosso un successo già un po' particolare. Ci tenevo a dire 2 parole su questo evento, anche perché è stato caratterizzato da alcune cose che non avevano ricordato l'edizione precedente. Innanzitutto, per quanto riguarda la rotta ci sono state molte difficoltà, ogni tappa c'è stato un inconveniente, comunque l'abbiamo magistralmente. In diretta dal Museo Galata, il Museo del Mare, museo che racconta la storia, l'epopea del mare genovese, tante storie, per questo convegno importante, Tabarca, ed è subito un nome che penso che la faccia illuminare.
Sì, Tabarca è l'esempio di quello che facevano i genovesi, mandando le loro famiglie in posti del Mediterraneo dove poter costruire non soltanto una parte importante per la navigazione, cioè il ricovero, il porto, ma anche la possibilità di fare commercio. E quindi sulla base del commercio hanno costruito il cosiddetto impero genovese, che non era un impero di conquista, ma era un impero commerciale. E l'impero commerciale poi ha stabilito ovviamente assieme al commercio anche la cultura. Quindi la cultura della città di Genova a Tabarca, poi si è trasferita a Carloforte e Calasetta, che sono altri due posti dove la nostra cultura è estremamente evidente. Quindi la famiglia Lomellini, che era la famiglia che i genovesi avevano deciso a quell'epoca che andasse a Tabarca, poi ha tutta la sua catena e attraverso ovviamente il Carloforte, attraverso Tabarca, abbiamo anche dei Lomellini che sono qui a Genova, di cui il principale autore è colui che organizza questi convegni, a cui va il nostro ringraziamento. Io so, appunto, mi dicevano nell'intervista prima che il Comune ha voluto fortemente questo tipo di incontro, le chiedo ancora questo prima di salutare e ringraziarlo ovviamente, se da un convegno come questo che guarda al passato si possono trarre, lei da sindaco di Genova, anche degli auspici per il futuro di Genova. Mi pare che un po' mi abbia già risposto. Assolutamente sì, auspici che sono dal punto di vista turistico, dal punto di vista culturale e anche dal punto di vista economico. Questi legami all'interno del Mediterraneo non fanno altro che aumentare le possibilità poi ovviamente di scambi culturali e quindi anche commerciali con quelli che sono tutti i paesi che sono attorno al Mediterraneo, quindi è il modo giusto per andare avanti. Bene, ringraziamo il sindaco Marco Bucci, sindaco di Genova, qui in diretta dal Museo Galata, il Museo del Mare, che ne racconta l'epopea per Truman TV. Un progetto importante che forse qualcuno si è dimenticato, ma è giusto e doveroso dirlo, che quest'anno è stato caratterizzato dall'ulivo della fratellanza. Che cos'è quest'idea che ci è venuta? Anzi, veramente mi è stata suggerita. Quest'anno le imbarcazioni hanno portato delle piante di ulivo provenienti da Pegni, che sono state poi piantumate nei rispettivi luoghi di destinazione, quindi Tabarca, Carloforte e Calasetta. A loro volta queste comunità hanno donato altrettante piante che sono state poi piantumate nel giardino della fratellanza, che è stato appunto istituito a Pegni. Quindi è sia la traversata in sé sia questo giardino della fratellanza sono delle testimonianze concrete che ci aiutano appunto a ricordare questa grande epopea. Volevo aggiungere una cosa, se il sindaco me lo consente, io l'ho avuto lì, visto che il sindaco è un appassionato velista. Noi ci siamo sempre dimenticati, anche un po' per situazioni logistiche, per lontananza di Nueva Tabarca. Ecco, quest'anno o il prossimo anno io vorrei proporre la traversata Pegni con tappa a Monte Carlo, visto il legame della famiglia Grimaldi anche con l'avventura di Tabarca, che verrà spiegata anche durante il convegno di domani, e con tappa finale a Nueva Tabarca, perché giustamente anche loro hanno il diritto di essere ricordati come tutte le altre comunità, anche se in realtà sono rimasti un po' pochi. Io penso che a questo punto Maurizio cosa dice? Chiamiamo Riccardo così da una... Allora, il nostro skipper che merita un applauso, scusate, ha risolto situazioni incredibili, quindi lascio la parola a lui perché veramente io non sono un velista, quindi sono imprestato alla vela. Ciao a tutti, io sono velista, grazie anche ai compagni e all'equipaggio che è fondamentale sulla vela. Comunque, volevo fare due domande. La prima cosa, come velista, cosa ti ha spinto ad aderire a questo viaggio? Che è molto particolare, perché è anche uno dei messaggi della credo che sia una cosa che accomuna un po' tutti i velisti, cioè il viaggio nella scoperta, il conoscere nuovi luoghi, nuove persone, è un sentimento che in tutti i velisti c'è. In più il mare è un mezzo di trasporto e comunicazione che noi fortunatamente abbiamo, perché altri posti hanno la terra oppure gli aerei, noi abbiamo il mare, e quindi vivere questa avventura attraverso il mare è fantastico, quindi questo mi ha spinto.
Poi in più anche Enrico che quando mi ha raccontato questa storia fantastica mi ha reso partecipe di una storia grandiosa che nessuno conosce. E quindi quale modo migliore per ricordare una cosa del genere? Tu come velista hai fatto un viaggio di 1000 miglia, sì. Sei arrivato in Tunisia, sei arrivato a Carloforte, sì. Ogni volta che arrivavi, che sbarcavi, incontravi questi posti nuovi, cosa ti dicono? Allora, credo che ci sia un fil rouge che lega questi luoghi, perché quando siamo arrivati in tutti questi luoghi il comune denominatore è stata l'accoglienza e la generosità di queste comunità che ci hanno accolto veramente a braccia aperte e ci hanno talvolta anche aiutato tantissimo a risolvere dei problemi tecnici che cadono durante queste regate così lunghe. Quindi niente, la generosità delle persone. Questa è una cosa che mi ha trasmesso molto. Queste comunità sono state veramente generose nei confronti degli equipaggi. Bene, ma questa è stata un'avventura, la ripercorrerai. Enrico, quando siamo pronti, che dicevi di lanciare il prossimo viaggio, sei a bordo? Allora, io me lo auguro assolutamente, anche perché come ricordo, io come auspicio spero che sia più che un ricordo, che si trasformi in una tradizione, perché le tradizioni a mio avviso sono le cose che più riescono a tenere vivo il ricordo. Quindi se si riuscisse a trasformare questa iniziativa in una ricorrenza, in una tradizione, sicuramente potremmo tenere vivo il ricordo di questo viaggio. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. In diretta qui dal Museo del Mare, Museo Galata di Genova, mare di fronte a noi e mare per questo convegno internazionale Tabarca, l'oltremare genovese, terre e comunità identitarie, temi importantissimi. Sì, è un evento internazionale che vuole richiamare il grande evento internazionale dell'anno scorso sulla Rotta del Corallo. Con questo convegno intendiamo approfondire gli studi su questo possedimento della grande Genova d'oltremare, che è unico nel suo genere, in quanto la comunità tabarchina, che ha prosperato e ha vissuto sull'isola di Tabarca per ben 200 anni, è ancora oggi viva e ben rappresentata nelle comunità di Carloforte e Calasetta in Sardegna. Ovviamente siamo in diretta, siamo proprio all'inizio, grazie per essere con noi. 2 giorni però, insomma, 2-3 febbraio, oggi e domani. Quali saranno i principali temi e magari i relatori, perché insomma i relatori sono tutti d'eccezione? Allora, oggi è una giornata un po' particolare, diciamo una giornata di inaugurazione del convegno. Ci sarà il saluto delle autorità, sarà la visione del docufilm Tabarca, Il mare che unisce, che è un film che è uscito 2 anni fa, realizzato dal regista italo-tunisino Habib, che racconta proprio questa epopea del popolo tabarchino. E poi non dimentichiamo, ci sarà oggi l'inaugurazione della mostra su Tabarca e l'oltremare genovese, una mostra storico-documentaria nella quale ci sarà la possibilità di vedere sia dei pannelli illustrativi, quindi che illustrano al visitatore tutta la storia di questa grande epopea tabarchina, forniti dall'associazione Raige di Calasetta, Archivi Digitali per la Cultura tabarchina, che hanno fatto un lavoro enorme nel realizzare questa documentazione che hanno messo gentilmente a disposizione oggi per la mostra. E ci sarà una parte poi storico proprio vera e propria di cimeli e oggetti relativi a Tabarca, e in fondo alla sala c'è lo spazio multimediale dove verranno proiettati dei video a ciclo continuo sempre a tema. Quindi oggi grande inizio di questo con l'inaugurazione anche della mostra, che durerà fino al 17 febbraio. Domani invece il convegno vero e proprio. Allora, prima di chiudere qui in diretta dal Museo Galata, però insomma questo convegno arriva come punto conclusivo, no? La Rotta del Corallo approda a questo convegno, è stato un momento importante, di grandissimo successo, c'è anche il tempo per fare uno spunto di riflessione su questo tema.
Sì, la Rota del Corallo chiaramente è stato un evento sportivo con un sottofondo storico, chiaramente, perché abbiamo voluto ricostruire questo ponte, no, tra le comunità di Pegli, Tabarca e Carloforte. Infatti il tragitto era Pegli, Tabarca, Carloforte. Un evento storico importantissimo, abbiamo avuto il patrocinio sia dall'Ambasciata d'Italia a Tunisi, di altre autorità diplomatiche, civili e militari. E quindi questo convegno appunto è la fase conclusiva, dove vengono approfondite proprio le tematiche storiche legate a questo avvenimento, a questo grande evento sportivo che ha voluto mettere in risalto anche a livello mediatico questa storia tabarchina, perché se non si fanno grandi eventi chiaramente poi pochi conoscono la storia. E questo è un evento che regalate alla città? Sì, certamente. Allora, grazie per essere stato con noi, la lasciamo andare con, come dire, l'esordio del convegno qui in diretta dal Museo del Mare, Museo Galata per Truman TV. Donato è nato in questa terra percorrendo tantissime miglia nautiche. Quante sono? 800 miglia nautiche con i vascelli, le barche della Rota del Corallo, edizione 2023, memoria Francesco Luigi. Procediamo alla cerimonia. Continua la nostra diretta qui dal Museo Galata, il Museo del Mare, il Museo di Genova, che ne racconta la storia, la sua epopea. Un buon modo per raccontarla appunto è questo, un eccellente modo per raccontare questo convegno su Tabarca con Anna Maria Campello. Molte le cose che le ho da chiedere, ma partiamo subito dal suo incontro, tra virgolette, ovviamente poetico, con Tabarca. Io so che ha lì una bellissima poesia. Sì, infatti ho scritto un po' poeticamente tutta l'Odissea, diciamo, quando sono partiti da Pegli, eccetera, eccetera, in poesia. Poi fra l'altro tra le tante iniziative della Rota del Corallo è stato deciso di portare questo giro bellissimo a barcavela, ripercorrendo tutta la storia, anche delle piante di ulivo, perché l'ulivo rappresenta un po' il simbolo della pace, e quindi dato che io avevo scritto... E quindi ha suscitato la sua vena poetica. E allora sentiamone un pezzetto perlomeno. Qui siamo tratti da? E qui invece abbiamo appunto dal mio libro Genova come quando, che ho scritto diversi anni fa. Questo libro fra l'altro è anche all'università. Ma sempre attuale, sentiamo la poesia. Parlate anche dei blue jeans. Quindi traendo spunto brevemente la pianta dell'ulivo, forse con la magia dell'aria, oppure trasportata qui dal mare, si è con la tenacia attecchita fra terreni scossesi e accidentati, semplice e generosa, con poco nutrimento sopravvive rigogliosa e non cede mai al vento, è messaggio di pace e di fratellanza nel mondo. Quindi sono state, non l'ho letta tutta, è breve abbastanza, però questi sono passi significativi. Sì, sono stati tratti appunto i versi più significativi e sono stati inseriti quando è stato piantato l'albero di ulivo proprio lì a fianco, in modo di creare questa amicizia sempre di più sia con Tabarca, e sono stati portati anche in Sardegna nelle due. Certo, e andiamo avanti ancora qui in diretta dal Museo Galata, Museo del Mare per Truman TV, e invece parliamo insomma genovesi, tabarchini, liguri nel mondo. Questo è un tema importantissimo. Certo, noi abbiamo un grandissimo presidente che è l'ingegnere Mario Menini, è sempre pieno di idee, di impegni, e veramente sta realizzando delle cose meravigliose. Il suo progetto, l'Arca di Noè, che è un progetto, raccontarlo in 2 minuti non si può, parlando appunto dei nostri migranti e vedere di un ritorno.
poi c'è anche un altro progetto delle radici, che è una cosa un po' sul turismo, ma è diversa. Comunque... Vabbè, non vogliamo fare anticipare nulla, però insomma il progetto dell'Arca di Noè. Poi per chiudere, perché a me è capitato in mano, Anna Maria Campello, Genova e i musicisti nelle sue strade, un itinerario storico, e questa frase piacerà a molti, fotopoetico. Infatti io sono appassionata anche di fotografie, di storia, e prima ho allestito una mostra alla Biblioteca Berio, perché questi musicisti che girano, si incontrano nelle strade di Genova, mi facevano tenerezza, quindi ho trovato delle storie, delle cose, e ho fotografato con l'autorizzazione logicamente. Quindi prima ho fatto la mostra l'ho trasformata in libro. Ci sono tutti i quartieri di Genova, sono i 9 municipi, da Nervi a Voltri, tra storie, chicche, curiosità. E questo libro lo possiamo trovare edito da, vedevo, Ember Ars Studio Editore. Sì, Andrei Dan Dalmazio, abbiamo insieme collaborato per questo libro, devo dire che ci ha dato grandi soddisfazioni, sì. Assolutamente sì, e lo darà anche a noi a leggere. Adesso lo lascio andare al convegno, ecco sì. Volevo parlare un attimo velocemente di Gens Ligustica. Certo. Che è l'organo di stampa dei Liguri nel mondo. 2 volte all'anno esce il giornale con tutte le novità. Noi adesso sono circa 2 anni che abbiamo, è stata un'idea mia veramente, partendo da narrare Genova. Narrare Genova città metropolitana, coi 67 comuni. E di qui è stato anche fatto un piccolo DVD con delle immagini, eccetera. Ecco, dicevo, dove possiamo trovare anche questa pubblicazione? Questo qua è divulgata in 43 paesi dei 5 continenti, a cura dei Liguri nel mondo. E quindi adesso siamo alla Spezia, perché abbiamo fatto prima Genova, narrare Genova città metropolitana, poi a Savona, ora siamo alla Spezia, poi faremo Imperia. Assolutamente sì, perché insomma è tutta la Liguria nel mondo. Grazie Anna Maria Campello, lo lascio andare al convegno qui in diretta per Truman TV dal Museo Galata al Museo del Mare. Allora, qui a un convegno internazionale su Tabarca non poteva mancare Mario Menini, Liguri nel mondo. Quando si dice Liguri nel mondo si dicono cifre importanti, imponenti, che ci proiettano il piacere di essere ligure nei 5 continenti. Certo, oggi hanno fatto una conta, sono 1,5 milioni. Chiaramente sono eredi di milioni e milioni di emigranti. Non dimentichiamo che il ligure per sua natura è uno che si muove. Sì, sino dai tempi dei Romani, se vogliamo, per esempio l'esempio anche dei Tabarchini. I Romani avevano allora già i Liguri si muovevano, quindi l'associazione dei Liguri nel mondo ha un qualche cosa di millenario, di storico. Noi stiamo cercando di ricollegarli tutti, se ce la facciamo, e ci muoviamo in tutti i continenti. Quindi in questo momento posso dire veramente con grande soddisfazione che abbiamo rilanciato i legami con l'Australia e c'è un forte legame con la Cina a Shanghai, ovviamente. Insomma. Questo è il nostro obiettivo. Oggi siamo qui per parlare. Vai avanti. No, perché vedevo che hai tra le mani Gens Ligustica, ne ha parlato già un po' Anna Maria Campello, però volevo che è uno dei motori Anna Maria della nostra associazione, non riesce a contenerla, che è poco da fare. Assolutamente sono d'accordo durante l'intervista, però ci vuoi dire proprio un accenno? Comunque ci ha detto appunto dell'importante lavoro editoriale che state portando avanti. Sì, stiamo portando avanti questo lavoro grazie a Regione e Comune che ci danno una mano e grazie ai collaboratori che sono tutti volontari. Noi oggi siamo una società di volontariato iscritta al RUNZ a livello europeo, per cui ci muoviamo su quella linea, su quella direttrice. Stiamo cercando degli sponsor, ce la mettiamo tutta per divulgare al massimo il nostro giornale, per ora ancora cartaceo, ma perché moltissimi sono anziani. Ma ci stiamo muovendo anche per lavorare con le nuove moderne attrezzature. E allora grazie a Mario Menini qui con noi in diretta dal Museo Galata per qui il convegno internazionale Tabarca, l'oltremare genovese, terre e comunità identitarie, oggi e domani qui al Museo Galata.
1741 vengono presi come schiavi e portati a Tunisi. In seguito a un conflitto tra il Bey di Tunisi e il Bey di Algeri vengono catturati dagli algerini e portati in Algeria, dove rimangono fino al 1769. والنسيان هو يعني جزء من ذلك لو لا يمكن ان تتكرر شيء، ولا يقع بالنسبه للمجموعات التي يتم التنكيل بها ورغم ذلك تندمج وتخلق نوع من العلاقه الحميمه مع الاخرين وتتجاوز في كل ذلك، هو مثال على التسامح والتجاوز من اجل بناء انسانيه يعني متوازنه وانسانيه سليمه. Quando poi si è trattato di dover fare delle scelte perché era cambiata la situazione politica, si sono trasferiti altrove. E nel 1770 un'imbarcazione veneziana li portò dalla Tunisia al porto di Cagliari. E fecero una piccola quarantena appoggiandosi a conoscenti e parenti che erano di Carloforte ma anche ospitati nelle tonnare, nei magazzini che si potevano reperire, incominciarono a venire gli uomini a lavorare, dovevano disboscare il terreno, dovevano incominciare sotto la guida di Capomastri di Cagliari a tracciare le fondamenta delle case, piccole case che avevano una sola stanza e un soppalco dove la famiglia dormiva. La tabachinità di Carloforte è, come dire, particolare perché chiaramente nel tempo i popoli si evolvono, benché hanno una matrice comune, però poi ognuno si caratterizza un po' per qualcosa rispetto che un altro. Qua ovviamente i Carlofortini, quando nel 1738 iniziarono la colonizzazione dell'isola di San Pietro, fondando appunto Carloforte provenienti da Tabarca, nel corso dei secoli, siamo ormai a oltre 280 anni di storia, hanno saputo, come dire, organizzarsi. I tabarchini di Calasette e di Carloforte abbiano preso da 2 secoli in Tunisia l'affabilità degli arabi e la loro espansività. I tabarchini che vengono a Calasetta devono subito scontrarsi con coloro che sono gli abitanti già di quest'isola, che sono i sardi sulcitani di Sant'Antioco. I tabarchini erano un popolo di marinai, di navigatori, avevano contatti diretti con Genova e avevano contatti con Tunisi anche dopo la diaspora. C'è questa cosa stranissima che in un momento in cui ci sono le incursioni tunisine, algerine, tripoline, eccetera, i tabarchini di Calasetta non vengono molestati e possono andare a venire a Tunisi tranquillamente. Anche là abbiamo pensato, 2 soldi, o pagavano una tangente per non essere disturbati, oppure erano considerati di loro. Icona religiosa, la Madonnina Nera, che è stata trovata appunto dagli schiavi carlofortini schiavi in Tunisia, ma venne venerata in segreto dagli schiavi carlofortini a Tunisi e poi, quando ci fu la liberazione nel 1803, venne portata in gran festa a Carloforte, venne eretta in un oratorio, una chiesetta che ancora oggi è possibile ammirare. Il re di Spagna li riscatta e siccome loro non sono cittadini di nessun paese europeo, non sono sudditi di nessun paese europeo, sono la nazione tabarchina, un mondo a sé, del tutto separato ormai sia da Genova che dal resto d'Europa,
li accoglie su questo isolotto al largo di Alicante, costruisce per loro una città, un paese, ma immaginate come un centro urbano, con le sue fortezze, con la sua chiesa e così via, e questo piccolo gruppo di tabacchini rimane isolato al largo della costa di Alicante, sull'isola di Nueva Tabarca. Esos primeros tabaquinos que llegan a Nueva Tabarca, procedentes en su origen de la tabaca tunecina, realmente pasan prácticamente tres décadas de presidio en el presidio en las cárceles argelinas. Entonces, el proceso es muy largo desde que salen de su tabarca tunecina hasta que llegan como colonos a la nueva tabarca alicantina. Entonces, digamos que el proceso es demasiado complejo, es dilatado en el tiempo y realmente posiblemente se perdería gran parte de las tradiciones lingüísticas de esa primigenia lengua ligure que los primeros colonos que llegaron desde Pegui a la tabarca tunecina tenían. Hanno ancora oggi l'abitudine di festeggiare, di fare il pranzo ricco a base di couscous, che loro chiamano kashka, che è la forma tunisina con la quale viene chiamato questo piatto. Pilau è un altro nome turco per indicare un piatto a base di riso e di semola che viene condita con i frutti di mare. Da Pinta Tabarca o Coalo sono andati a pescare. Lì o Peigini l'ha messa sui rege e le così che sono asciure e colonie peigine. E come un fiume, corre verso il mare, così Pegli continua a prosperare. Grazie ai Domellini, ai Pallavicini, ai Doria, tutti i nomi illustri, passati alla storia. Dio Marmelli, Dio Danello, lungo dei sciacca gölci e caccia un mo'. Già in genovese noi troviamo per esempio molte parole d'origine araba, basta pensare non so, a parole come cavallo, che vuol dire facchino, Casana, che vuol dire cliente, e tanti altri. أنا يكون وين قابل نقدر نفرجوا جليس اللي توصل له يستعمل che via via i tabacchini hanno fatto nel Mar Mediterraneo creando le 5 comunità tabacchine, quindi la continua capacità anche di questo popolo, che io definisco molto resiliente, una parola che si usa è strausata, ma la capacità sempre di reinventarsi, di stare in luoghi diversi e crescere contemporaneamente, ma sempre rispetto anche a un contesto storico, no? Cioè un esempio di eccellenza di integrazione ma anche di migrazione, di colonizzazione, di tanti concetti che secondo noi possono essere ben rappresentati in una linea azzurra che fa diciamo un racconto storico-antropologico. التراث الثقافي اللبناني في شكله الذي نراه في اطار التراث الطبرقيني يبرز كيف انه في ظروف معينه من البعد او الهجره وغير ذلك من الاسباب يسمح باستدامه الهويه ويعطي نوع من الشعور بالاستمراريه. Questa idea di fondo che alle popolazioni locali piace molto, che la cultura locale vada salvaguardata, vada
fotografata e mantenuta tale, il dispiacere che provano ogni volta che si perde un tratto culturale o si modifica un tratto culturale, è una cosa di cui io capisco il sentimento ovviamente, ma dal punto di vista antropologico questo non è un problema, le culture sono in continua trasformazione. E queste persone, al di là delle religioni professate, stavano in pace tra di loro, commerciavano e pensavano insomma a vivere bene e a lucrare con i loro commerci. Quindi è stato un esempio molto importante di integrazione ante litteram, cosa che oggi più che mai avremo bisogno. Pensavo in giardella pieggiata volta e antenati venuti da Pegi, trava giovane ma soffriva e pregavante può essere a noi chi non vestiamo bene cerchiamo le parti la terra penioria terra d'incanto bella, terra dei segni dell'inverno. Questa è la storia di Tabarca, quando i tabacchini hanno investito, creato e commerciato, lo hanno fatto nel loro interesse ma nell'interesse di tutta la regione. Quando invece sono stati costretti ad andare via per approcci settari, e allora anche la regione di Tabarca e la città di Tabarca ne hanno sofferto. ما دام الامر يتعلق بذاتنا حيه فانه بتعريف نسبه جزء من هذا التراث الذي يتعين علينا ان نصونه وان نحفظه بما يضمن استدامته عبر الاجيال. Mantener viva la historia de Tabarca es muy importante y mantener vivas sobre todo las tradiciones, la hermandad, digamos, entre esas 5 tabarcas que conocemos en el Mediterráneo, desde Pegli, la tabarca tunecina, las colonias de Carloforte y Calaseta, Sardas y por supuesto esa última colonización de la Isla Plana, la actual Nueva Tabarca Alicantina. Es muy importante porque es una tradición cultural muy importante dentro del Mediterráneo, aparte que es una historia compleja, una historia singular. Nous ne sommes pas sardes, mais nous sommes sardes. Nous ne sommes pas génois, mais nous sommes génois. Nous ne sommes pas tunisiens, mais nous sommes tunisiens. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment réussi, d'une certaine manière, quelque chose d'assez formidable et qui est peu fréquent. Eccoci qua ancora in diretta dal Museo del Mare, Museo Galata, per Truman TV a raccontare questa 2 giorni di convegno internazionale. Tabarca, l'oltremare genovese, terre e comunità identitarie. Siamo qui con la professoressa Luisa Piccino dell'Università di Genova, grazie per essere con noi. Io vedo il titolo del suo intervento, L'oro rosso di Tabarca. Intuisco qualcosa, però me lo deve spiegare lei. Grazie, buongiorno a tutti. L'oro rosso di Tabarca cos'era? Era il corallo rosso che all'epoca abbondava nelle acque tabarchine e lungo le coste nordafricane, ed è il motivo principale che spinge i genovesi a iniziare a pescare in quelle acque e poi a creare degli insediamenti stabili per sfruttarle maggiormente, e da lì nasce la storia che andremo a raccontare in questa 2 giorni di convegno. Ecco, il corallo, mi corregga, è pubblicamente in diretta, sono sotto esame, però voglio dire, questo tipo di pesca, questo tipo di lavoro per questi signori, no? Voglio dire, che si immergevano, era una vita un po' grama.
Era una vita molto dura, tant'è vero che studiando la documentazione relativa alla presenza dei pescatori che come sappiamo arrivavano da Pegli, Multedo e dintorni, studiando la documentazione che parla della loro vita lì, era una vita molto dura, anche perché a Tabarca nelle coste barbaresche si pescava tutto l'anno, quindi con qualsiasi tempo loro uscivano in mare. Quando il tempo lo consentiva restavano in mare anche una settimana senza tornare a terra, quando il tempo non lo consentiva facevano ritorno a terra con il pescato che veniva poi pulito, messo nei magazzini di Tabarca e ogni 3-4 mesi inviato a Genova, dove poi veniva venduto per la lavorazione e poi distribuito e rivenduto in tutto il mondo. Ecco, insomma, questo è anche poi il lato interessante, perché poi il lato economico, incroci di storia, incroci di famiglie, i Lomellini, ma anche i Grimaldi. Esattamente, la cosa interessante è che inizialmente questa attività di pesca vede coinvolti non solo i Lomellini ma anche alcuni esponenti della famiglia Grimaldi, che evidentemente tra l'altro erano legati all'epoca anche ad Andrea Doria, erano tra i finanziatori della Corona di Spagna e quindi si interessano e partecipano quantomeno nelle prime fasi a questa iniziativa, ma qua e là la loro presenza ritorna, è meno nota di quella dei Lomellini ma da studiare ancora. E lei lo farà appunto nel corso del suo intervento, l'oro rosso di Tabarca. Grazie professoressa per essere stata con noi. Grazie a voi. Equipaggi, quando arrivano a Carloforte per noi è una grande festa. Pensate che quando attraccano le navi in banchina noi li accogliamo con l'inno d'Italia, quindi più fratellanza di questa credo non possa esistere. Io mi fermo qua, domani valuscio un po' dessus, come dicono gli altri, però lo farò con grande piacere e quindi vi abbraccio tutti molto fraternamente. Grazie. C'è la signora di Nuova Tabarca, lo so qui, se ha piacere di venire a fare un saluto saremo onorati, grazie. Grazie, molto spontaneamente vi saluto, noi ringraziamo per l'invito, con tanto piacere siamo arrivati da Como, io ho un po' l'accento tedesco e spagnolo perché i miei sono di Alicante, sì, la Isla Tabarca sempre era la nostra isola vicino a casa, adesso vivo a Como con un marinaio. Sì, molto interessante, mi commuovo molto, molto emozionante e siamo qui per scoprire la vera storia. Grazie. Prima volevo fare un ricordo. Tra le persone che sono apparse nel docufilm c'era il professor Lorenzo Toto, che da poco è mancato, ci faceva piacere ricordarlo perché è molto sensibile a questa iniziativa. Era veramente un grande Il prossimo passo della giornata odierna è la mostra che c'è al primo piano della saletta dell'arte, una mostra che sarà
qui al Galata fino al 17 di febbraio. È una mostra divisa in tre parti, se poi andremo a vedere su. Ci sono tre parti, la dividono. Una prima parte è legata alle reiche, che sono la tradizione, le nostre radici. Una parte... Allora, eccoci qua nuovamente in diretta dal Museo Galata, il Museo del Mare, che ne racconta l'epopea per questo convegno internazionale su Tabarca, l'oltremare genovese. Franceschetti è venuto a portare, voglio dire, proprio testimonianza, no? Di questo convegno. Stiamo guardando il mare e insomma la testimonianza appunto dei grandi ambasciatori. Beh, è una bellissima giornata oggi, ricordiamo il 1542 delle 300 famiglie genovesi che si trasferirono a Tabarca, sono pegliesi che decisero di spostarsi per poter curare quello che è il commercio del corallo, che è stata una cosa importantissima nello spirito dei commercianti genovesi. I genovesi sono sempre stati commercianti, lo sono ancora e lo spirito nostro è questo. Erano ambasciatori di Genova nel mondo. Erano già ambasciatori di Genova, io ho il piacere di coordinare questa rete dei 192 ambasciatori di Genova nel mondo che sono collocati su ben 4 continenti, no? Tutte persone che hanno reso lustro alla nostra terra e che, alla quale è stato dato il messaggio da parte del sindaco di muoversi per attrarre investimenti sulla nostra città, investimenti nel campo commerciale, primario assolutamente, quello finanziario, quello intorno al mondo del porto, della logistica, dello sport e nel mondo più moderno anche della tecnologia, perché comunque la tecnologia è un qualcosa che in questo momento sta trasformando la città attraverso un mix tra le sue bellezze, i suoi monumenti, la sua cultura e la tecnologia che permette poi di promuoverla in tutto il mondo e di attrarre investitori che vogliono scoprire quanto Genova è in grado di produrre per il mondo intero. Ecco, le chiedo questo invece, lei sa che cosa andiamo a portare nel mondo, però i suoi ambasciatori, poi che feedback di ritorno le danno quando magari vi sentite, vi incontrate rispetto all'esperienza, come viene percepita e recepita Genova nel mondo? Ma come tutti i genovesi, io sono stato 12 anni all'estero, prima in Stati Uniti e poi in Corea del Sud. Noi abbiamo questa vocazione del masse che penso, no? Quindi più ci si allontana e più si sente la nostalgia della nostra terra. Bene, tutti i nostri ambasciatori che sono in giro per il mondo hanno voglia di essere protagonissimi per portare un qualcosa su Genova, per quello che riguarda la propria esperienza e quello che viene chiamato dagli americani il give back. No? Quindi restituire qualcosa, siamo tutti volontari ovviamente, e quello che ci accomuna è la passione per la nostra città. Ognuno ha avuto la sua storia, la sua esperienza, ma io ne sento costantemente che mi chiamano, propongono idee e noi tutti stiamo cercando di metterle assieme, stiamo organizzando e stiamo cercando di portarle come valore a Genova. E lei è venuto a portare questi valori anche a questo convegno. Grazie per essere stato con noi. E poi ci sono anche un po' dietro le quinte, il nostro gestore CNS Aditus, la cooperativa socioculturale, Davide che è dietro là, che fa l'uomo che manda i filmati, Andrea D'Andalmazio che fa con Ember Arts la parte della comunicazione, e quindi è importante queste cose. Quindi adesso vi invito a salire al primo piano e avremo l'inaugurazione della mostra. 10 minuti di pausa e poi quindi inaugureremo la mostra. Grazie. Grazie.
Eccoci qua ancora in diretta dal Museo del Galata, il Museo del Mare. A questo punto c'è un passaggio di consegna tra il sottoscritto che ha condotto l'intervista fino a questo momento, Cristina Montepilli. Allora Cristina, ben arrivata, e so che avevi qualcosa da ricordarci però su questa importante diretta che si sta svolgendo e che sta seguendo appunto questi 2 giorni di convegno. Allora leggo tutto così almeno abbiamo chi ci segue che sa che questo è un convegno comunque trasmesso in diretta sulla nostra Radio Truman TV, sia il canale, quindi la web TV, quindi radiotruman.tv, e sul rinnovato canale YouTube. Ovviamente parliamo del nostro format Ligurians Grand Tour. Discovery Genova è un progetto collegato e Discovery Monaco idem, quindi grazie per avermi ceduto il microfono e continuo quindi. Perché era troppo lungo da ricordare, quindi insomma no, assolutamente. Beh, io a questo punto allora ti passo il microfono perché da questo momento sarai tu a seguire qui in diretta appunto i lavori del convegno. Ecco il microfono, Cristina. Rimanete con noi alla nostra diretta.
Viene spontaneo. Continuiamo la nostra diretta e le interviste ai protagonisti di questa Sulla rotta del corallo. Allora, lo skipper Riccardo Serio. Qualche domanda veramente su questo, quello che ti ha lasciato questa iniziativa, questa incredibile esperienza? Allora, sicuramente un'iniziativa fantastica che lega storia, sport, una competizione bellezza naturale attraversando questi luoghi. Riccardo, una domanda a Truman, ma c'è stato un momento in cui ti sei, come posso dire, detto ma questa è proprio un'avventura, non è poi così semplice fare girare per mare? Allora, al largo di Calasetta abbiamo incontrato un mare veramente teso, un vento che superava i 30 nodi e a un certo punto si è strappato un paterazzo, quindi un cavo d'acciaio che tiene l'albero e siamo dovuti tornare indietro e grazie alle maestranze del luogo ci hanno riparato la barca, l'imbarcazione, siamo riusciti a proseguire. Quindi tanta collaborazione in mare e ci troviamo sicuramente alla prossima edizione. Grazie Riccardo. Grazie mille a voi. Ancora durante la nostra diretta, qui siamo nell'esposizione, quindi il primo piano del Museo del Mare con l'esposizione organizzata da Enrico Lomellini di Tabarca. Seguiranno ancora altre interviste e rimanete con noi perché ovviamente le sorprese non sono finite. E perché no, siamo anche con i protagonisti dello staff tecnico e anche insomma il fotografo ufficiale sulla rotta del corallo. Tommy, allora una domanda sulla tua città e cosa succederà a maggio? A Monaco ovviamente. Allora, innanzitutto il mese di giugno, 15 e 16 di giugno, praticamente c'è il quinto incontro dei siti storici Grimaldi. Cosa vuol dire questo? Che nel passato la famiglia Grimaldi aveva i suoi feudi in alcune città d'Italia e di Francia e anche in Corsica. Ci sarà questo quinto incontro dove siete tutti invitati a partecipare sulla piazza del Palais Princier
Ecco, ci sarà 2 giorni di festa con ovviamente degustazione di tutti i prodotti di queste grandi eccellenze, appunto anche di Canosa di Puglia, perché io rappresento e sono delegato della città appunto di Canosa. Sarete i benvenuti, potete fare tutto quel che volete, visitare i stand, fare assaggini, partecipare alla festa, partecipare anche alla proiezione di un filmato della storia di Grimaldi sul Palazzo Princier e ovviamente anche il fuoco d'artificio nel finale. Ovviamente questo è il giorno di sabato, la domenica si replica, soltanto che ovviamente non ci sarà più la proiezione del filmato e poi anche diciamo i fuochi d'artificio. Però vi assicuro che essere con il principe Albert di Monaco è veramente un grande onore e un piacere, perché lui visiterà tutti i stand e sarà con tutti noi presente per 2 giorni. Grazie. Quindi Discovery Genova e anche ovviamente Discovery Monaco, 15 e 16 giugno ci troveremo quindi a Monaco per i siti grimaldini. Grazie.
Buonasera a tutti, ultimo aggiornamento della rotta del Corallo e davanti a noi abbiamo finalmente Capotesta, siamo riusciti ad attraversare con un po' di difficoltà le bocche di Bonifacio, c'è stato tanto vento contrario e mare abbastanza grosso, vedete le nostre bandiere come sventolano e grazie a tutti i nostri sponsor che ci hanno permesso appunto di realizzare questa impresa. Faremo poi una ripresa un po' più bella perché adesso stiamo un po' traballando sulla barca. Ecco, vedete il mare e un grazie al nostro skipper, il nostro Riccardo Serio, che con la sua abilità di manovra e la sua competenza ci ha consentito di fare questa traversata veramente impegnativa. Un ringraziamento, saluta Riccardo, e un ringraziamento anche al nostro Gianni e successivamente fare i ringraziamenti anche alle altre persone a bordo. Per ora è tutto dalla rotta del Corallo, un aggiornamento, a domani. Buongiorno a tutti dalla traversata storica sulla rotta del Corallo. Oggi quinto giorno di navigazione, siamo partiti da circa un'ora dal porto di Alghero dove abbiamo effettuato la terza tappa tecnica e oggi ci troviamo su barca Sam che si è aggiunta alla nostra flottiglia proprio da Alghero. Alle nostre spalle abbiamo l'altra imbarcazione via Colvento che ci segue in flottiglia fino a Carloforte, la destinazione di oggi. Carloforte dove faremo semplicemente una tappa tecnica in attesa di ricongiungerci con le altre due imbarcazioni insieme alle quali faremo poi rotta definitiva domani mattina verso l'isola di Navarra dove dovremo arrivare all'incirca la mattinata del giorno 8. Oggi il mare è buono, il vento ci è favorevole e abbiamo circa una giornata di navigazione prima di raggiungere appunto la destinazione finale. Per i prossimi aggiornamenti ci sentiamo sempre qui da sulla rotta del Corallo. Allora, insieme all'ambasciatore d'Italia piantiamo questo ulivo, simbolo di fratellanza fra la comunità di Pegli e la comunità di Tabarca. Donato e portato in questa terra percorrendo tantissime miglia nautiche, quante sono? 800 miglia nautiche con i vascelli e le barche della rotta del Corallo, edizione 2023, memoria Francesco Lo Iudice. Bravo, procediamo alla cerimonia. Appoggiatela poi dopo.
tutti, mi chiamo Tommaso Sansone, sono incaricato d'affari presso l'Ambasciata d'Italia a Tunisi. Per chi non avesse dimestichezza con i gradi e la funzione della carriera diplomatica, l'incaricato d'affari è colui che garantisce la transizione in una fase che divide la partenza del precedente ambasciatore e l'arrivo del nuovo ambasciatore, arrivo che avverrà nei prossimi giorni. Quindi sono molto lieto di raccogliere l'invito dei curatori di questo convegno, soprattutto nella persona del dottor Enrico Ottonello Lomellini di Tabarca, per rivolgermi, diciamo, al pubblico oggi presente, in particolare al sindaco di Genova Marco Bucci, al console tunisino Omar Amin Abdallah e al coordinatore degli ambasciatori di Genova del mondo Giuseppe Franceschelli. Sappiamo bene che il convegno di oggi è il punto di arrivo, di conclusione dell'evento che si è svolto la scorsa estate, patrocinato da questa ambasciata, denominato Sulla rotta del corallo, quindi la storica traversata da Pegli a Tabarca fino a Carloforte, nel ricordo dell'epopea dei cosiddetti tabarchini, quindi della comunità di origine genovese che ha popolato questa terra nel periodo tra il XVI e il XVIII secolo, lasciando tracce ancora oggi visibili e che ha dato poi luogo alla storica diaspora tabarchina che oggi è ancora presente nell'isola di Carloforte, a Calasetta e nel sud-est della Spagna, nei pressi di Alicante. Quindi l'Ambasciata d'Italia è sempre disponibile a concedere il proprio patrocinio a questo tipo di evento e quindi a nome dell'ambasciata e dei miei colleghi rivolgo un caloroso saluto a tutte le persone presenti a questo convegno oggi e vi ringrazio di nuovo dell'attenzione. Buongiorno a tutti, mi chiamo Tommaso Sansone, sono incaricato
Siamo con Mauro Avvenente, abbiamo parlato finora del convegno, siamo stati al convegno, parliamo anche del museo, il Museo del Mare che ha ospitato questo convegno. Mauro Avvenente. Certo, questa struttura era la vecchia darsena del porto di Genova, dove venivano accatastate, vendute, smistate le merci che arrivavano da tutti i porti del Mediterraneo e anche del Mare Oceano, da quando nel 1492 il nostro caro concittadino Cristoforo Colombo aprì nuove rotte verso appunto le nuove terre. Paradossalmente proprio un genovese con questa sua enorme scoperta mise in crisi la città di Genova, perché le rotte nuove dell'oceano consentivano agli stati più importanti, la Spagna con Carlo V, imperatore, che diceva sulle mie terre non tramonta mai il sole, perché aveva possedimenti in Europa, in ogni dove nel Mediterraneo, ma anche nel Nuovo Mondo. Gli inglesi, i francesi, e Genova invece era una potenza prettamente mediterranea. Nel Medioevo è stata una delle repubbliche marinare, se non la più importante. Ha avuto possedimenti nel Mare Egeo, nel mare orientale, insomma ha avuto i fondaci, quelli che erano i luoghi dove si scambiavano le merci. La lingua genovese era la lingua ufficiale di tutti i porti più importanti del Mediterraneo. Poi piano piano le alleanze politiche cambiarono. Ai noi. Esatto, ai noi. Genova passò sotto l'influenza francese e Genova, più che una potenza militare, è sempre stata una potenza commerciale ed economica. E attraverso il Banco di San Giorgio prestava soldi a tutte le corti europee più importanti, e questa fu una cosa bellissima perché da un lato, come posso dire, ne sanciva la potenza e l'opulenza, dall'altro fu una delle cause, delle concause, che dopo il congresso di Vienna 1814, dopo la ventata napoleonica che sconvolse l'Europa intera, l'unico Stato che non fu messo nelle condizioni di ritornare alla posizione ex ante fu proprio la Repubblica di Genova, che fu annessa ai Savoia, e questo non glielo perdoneremo mai. E con questo concludiamo l'intervento di Mauro Avvenente, che ovviamente ha parlato della storia della nostra città e di questo bellissimo museo. Grazie, buonasera a tutti. Ogni storia che riguarda la cooperazione secolare tra i nostri due popoli va riscoperta e va divulgata. E questa è una storia che merita assolutamente di essere studiata, di essere analizzata e di essere rivalorizzata. Ce sont les Espagnols au départ qui ont obtenu du souverain Hafsid une autorisation à la fois de pêche au corail pour l'ensemble du royaume et aussi de... È una classica storia mediterranea, è la storia di una piccola popolazione migrante che a un certo punto viene trasferita in Tunisia per la pesca del corallo. والمرجان هذا في الحقيقة أثار عبر فترات تاريخية مختلفة أطماع
ومعناتها جلب انتباه قوى مختلفة اللي تنافست في فترات معينة على استغلاله وعلى صيد النوع هذا من المرجان. Genova avevano preso in appalto l'isolotto di Tabarca per la pesca del corallo e per i loro commerci. Storicamente documentato che l'isola fu data in concessione alla famiglia Lomellini nel 1540 dall'imperatore Carlo V e quindi su quell'isola fu creata proprio un'azienda dedita alla pesca e poi al commercio del corallo in esclusiva alla famiglia Lomellini. تباركيني في تلك الفترة صحيح هنا كانت كنيسة ولكن كانت العلاقات مفتوحة بين الديانتين المسيحية وبين الإسلام وكانت هناك فما تعايش هناك أيضا فما نوع من التبادل. Nel 1542 fece partire da Pegli, che era la zona di influenza dei Lomellini dove c'erano i palazzi e le ville più belle, fece partire appunto 300 famiglie di pescatori, i quali si recarono a Tabarca e colonizzarono l'isola. Costruirono il villaggio, le mura, i bastioni, i pozzi, i mulini a vento, tutto quello che necessitava per vivere su un'isola distante dalla patria. يعني عنصر من عناصر التراث الثقافي اللامادي. منذ قديم أهمية المرجان يعني موجودة وموثقة في المصادر والمراجع والرحالة وإلى غير ذلك. يمكن أن تكون خاصة إذا ما أخذنا هنا تباركة نقطة التقاء متوسطية بامتياز، فهو يجمع ثقافة تقريبا يعني موحدة يعني بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. هنا نجد أن الإيطاليين والتونسيين والفرنسيين نجد أنهم يلتقون حول هذه النقطة وهي استخدامات المرجان. المعلم هذا معناه نقطة إشعاع، منه ثقافي منه سياحي ومنه خاصة سي لومبليم دو تباركا، هو رمز تباركا. Le famiglie si erano moltiplicate. A un certo punto non c'era neanche più spazio per loro, che l'isolotto conteneva ormai 2000 persone e non si poteva provvedere a tutte per l'approvvigionamento idrico, per l'alimentazione e a un certo punto si era fatto anche il divieto di costituire nuove famiglie a meno che non andassero a vivere sulla terraferma della Tunisia. Approfittando di una richiesta del re di Sardegna, un bel gruppo di tabarchini chiese di poter venire in Sardegna e fu così che un primo forte nucleo fondò Carloforte nell'isola di San Pietro. Erano gli ultimi rimasti a Tabarca che nel 1741 vengono presi come schiavi e portati a Tunisi. In seguito a un conflitto tra il Bey di Tunisi e il Dey di Algeri vengono catturati dagli algerini e portati in Algeria, dove rimangono fino al 1769. والنسيان هو يعني جزء من الذاكرة لو لا يمكن أن تتذكر كل شيء. وما يقع بالنسبة هذه المجموعات التي يتم تنكيل بها
ورغم ذلك يعني تندمج وتخلق نوع من العلاقة الحميمة مع الآخرين وتتجاوز في كل ذلك، هو مثال على التسامح والتجاوز من أجل بناء إنسانية يعني موازنة وإنسانية سليمة. E quando poi si è trattato di dover fare delle scelte, perché era cambiata la situazione politica, si sono trasferiti altrove. E nel 1770 un'imbarcazione veneziana li portò dalla Tunisia al porto di Cagliari. Gianni Repetto, Carlo Fortino, Doc e non solo tonno. Assolutamente no, certo, Carloforte è la capitale del tonno rosso, questo tonno prelibatissimo in tutte le salse, cotto in tutte le salse, viene pescato nell'ultima tonnara fissa del Mediterraneo, appunto lungo le coste settentrionali dell'isola di San Pietro. Durante il periodo maggio-giugno è il periodo di pesca, e quindi invito tutti a venire a Carloforte per degustare questo prelibatissimo pesce che ha le carni rosse, le più prelibate, tant'è che i giapponesi lo importano e lo consumano crudo, che è una bontà assoluta. Quindi se venite, intanto non potete venire solo per il tonno, ma soprattutto voi genovesi o voi liguri dovete venire perché venite in terra sarda, ma in un pezzo di terra sarda che parla il ligure. Noi parliamo giornalmente, quotidianamente, in banca, a scuola, per le strade, il genovese antico del Ponente. Quindi verrete in un pezzo di Liguria che insomma sembra che abbia messo l'elica e si sia ormeggiato nelle coste sarde. Grazie, ripeto, per questo invito e non mancheremo a Carloforte. Assolutamente. Grazie. Gianni Repetto, Carlo Fortino, Doc e non solo tonno. Assolutamente no, certo, Carloforte è la capitale del tonno rosso, questo tonno prelibatissimo in tutte le salse, cotto in tutte le salse, viene pescato nell'ultima tonnara fissa del Mediterraneo, appunto lungo le coste settentrionali dell'isola di San Pietro. Durante il periodo maggio-giugno è il periodo di pesca, e quindi invito tutti a venire a Carloforte per degustare questo prelibatissimo pesce che ha le carni rosse, le più prelibate, tant'è che i giapponesi lo importano e lo consumano crudo, che è una bontà assoluta. Quindi se venite, intanto non potete venire solo per il tonno, ma soprattutto voi genovesi o voi liguri dovete venire perché venite in terra sarda, ma in un pezzo di terra sarda che parla il ligure. Noi parliamo giornalmente, quotidianamente, in banca, a scuola, per le strade, il genovese antico del Ponente. Quindi verrete in un pezzo di Liguria che insomma sembra che abbia messo l'elica e si sia ormeggiato nelle coste sarde. Grazie, ripeto, per questo invito e non mancheremo a Carloforte. Assolutamente. Si furono rifocillati e fecero una piccola quarantena appoggiandosi a conoscenti e parenti che erano di Carloforte, ma anche ospitati nelle tonnare, nei magazzini che si potevano reperire. Incominciarono a venire gli uomini a lavorare, dovevano disboscare il terreno, dovevano incominciare sotto la guida di capomastri di Cagliari a tracciare le fondamenta delle case, piccole case che avevano una sola stanza e un soppalco dove la famiglia dormiva. La tabarchinità di Carloforte è, come dire, particolare perché chiaramente nel tempo i popoli si evolvono
benché hanno una matrice comune, però poi ognuno si caratterizza un po' qualcosa rispetto che un'altra. Qua ovviamente i Carlofortini, quando nel 1738 iniziarono la colonizzazione dell'isola di San Pietro, fondando appunto Carloforte proveniente. Format Ligurians Grand Tour, Museo del Mare, Paola Pesce-Maineri, il nostro assessore allo sport, all'ambiente, agli eventi e al turismo. Allora Paola, veramente il veleggiando abbiamo fatto insieme, veleggiando. Riproponiamo nuovamente il nuovo veleggiando insieme alla rotta del Corallo l'anno scorso. Quest'anno vediamo, non so che cosa potremo spoilerare, però Genova intanto protagonista. Sì, allora grazie mille, Genova protagonista dello sport ancora, con Genova Capitale dello Sport 2024 e come municipio settimo ponente siamo sicuramente attivi e in linea col Comune di Genova per fare tanti eventi, tante attività. L'anno scorso abbiamo fatto partire Enrico Tornello Lomellini per la Rotta del Corallo, questa regata storica non competitiva, e insieme a lui tante barche a vela, bambini, attività. Per quest'anno cosa facciamo? Cristina? Spoileriamo e faremo comunque iniziative con sport, eventi e nuove generazioni, direi. Sì, direi proprio di sì, è l'anno giusto, è sempre l'anno giusto per fare sport, ma in questo caso ancora di più, dobbiamo mettere tutti in movimento, sul mare, nel gioco, nelle attività, sulla spiaggia, e quindi io sono disponibile, come sai, a fare qualcosa di bello e quindi volentieri. Vi lascio con lo splendido sorriso del nostro assessore. Grazie, sei molto gentile, anche tu, è sempre bello vederti. Ciao. Nel corso dei secoli, siamo ormai a oltre 280 anni di storia, hanno saputo, come dire, organizzarsi. I tabarchini di Calasette e di Carloforte abbiano preso da 2 secoli in Tunisia l'affabilità degli arabi e la loro espansività. I tabarchini che vengono a Calasetta devono subito scontrarsi con coloro che sono gli abitanti. Siamo all'inaugurazione e procediamo con il taglio del nastro per questa incredibile inaugurazione.